Preferisce non commentare il nuovo incarico di cui ormai parla tutta Italia il diretto interessato Francesco Zambon, medico e ricercatore trevigiano, originario di Vittorio Veneto, l'ex funzionario che circa un anno fa si dimise dalla sede veneziana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità denunciando poca trasparenza nella gestione della prima fase pandemica a livello nazionale, dimissioni che crearono un vero e proprio tsunami. Primo aspetto di prendere servizio per correttezza nei confronti dell'ULSS 2, dice cortesemente proprio quella ULSS 2 che lo ha selezionato fra diversi candidati e che ora si dice orgogliosa del nuovo ingresso. Il dottor Zambon ha fatto un concorso pubblico, un concorso a tempo determinato, fatto qui a Treviso, c'erano anche altri concorrenti, lui chiaramente ha un curriculum di tutto rispetto e conta molto il curriculum e poi ha fatto una prova brillante. È contento di averlo in squadra? Sono felicissimo, sono anche felice che lui abbia scelto Treviso. Zambon presto entrerà in servizio andando ad affiancare il direttore sanitario Stefano Formentini nella gestione degli interventi di epidemiologia. Come sapete la Regione Veneto ha prodotto il nuovo piano epidemico 2021-2023, il dottor Zambon sarà insieme al dottor Formentini il regista di questo nuovo piano pandemico che sarà predisposto e credo sarà ottimale vista la professionalità del dottor Zambon. Qualcuno già l'ha definita una rivincita, quella del medico e ricercatore trevigiano, tra i funzionari che scrissero un dossier molto critico sulla gestione della prima ondata Covid da parte dell'esecutivo, rapporto che l'OMS stessa censurò. In quel documento il Veneto veniva invece portato esempio per la sua capacità di fare sistema, una vicenda umana e professionale che portò un'ondata di solidarietà. Nel giugno 2021 addirittura un sit-in in campo San Geremia a Venezia. Lui stesso, intervistato da Ferdinando Avarino, sapeva benissimo che il suo nome in vista di nuovi incarichi avrebbe potuto dare fastidio. Diciamo che il mio nome può fare una certa paura perché viene associato a trasparenza e la trasparenza non è una cosa sempre gradita. Ma di un acquisto importante parla invece il governatore del Veneto Luca Zaia, e questo sia per la sanità veneta che trevigiana in particolare, quest'ultima in attesa del nuovo ospedale. Dal punto di vista strutturale viene confermato settembre, dal punto di vista delle tecnologie, soprattutto le tecnologie riguardanti ovviamente le grandi macchine, TAC, risonanze, CyberKnife eccetera, avremo un tempo un po' più lungo, andremo verso fine anno per il problema appunto legato al recupero delle materie prime.